Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati qui a Sport in Casa. Andiamo avanti con la nostra rubrica dedicata all'attività fisica, finalizzata al benessere. Benessere che questa sera fa rima con Wing Chun. Che cos'è? Lo scopriremo insieme al nostro ospite di questa puntata, Sifu Luca Bertoncello, che è coordinatore della Wing Chun Academy International. Buonasera Luca. Sì, buonasera Alex e grazie dell'invito. Allora, cerchiamo di fare subito un po' di chiarezza spiegando bene che cos'è il Wing Chun, che cos'è questa disciplina. Il Wing Chun è una disciplina tradizionale marziale, quindi fa parte dell'universo degli stili di Kung Fu cinese, ok, cinesi. Si narra circa 400 anni fa, questo un po' racconta la leggenda, ad opera di una monaca chiamata Mui. Faceva parte di un tot di monaci che risiedevano all'interno chiaramente di un monastero e a seguito di questo alcuni monaci guerrieri sono riusciti a scappare da questo monastero, tra cui appunto la monaca badessa Mui, e costei, girando per la Cina, è riuscita dopo a sviluppare un sistema, diciamo, perfezionare un sistema che aveva già acquisito comunque, ma a perfezionarlo per far sì che diventasse questo metodo, diciamo, più trasmissibile alle persone, quindi un qualcosa di più semplice da insegnare, fermo restando l'efficacia. Quindi un po' il Wing Chun fa parte, ripeto, di tutta questa famiglia di Kung Fu. Kung Fu significa prevalentemente, anzi significa fondamentalmente duro lavoro o, se vogliamo togliere il termine lavoro, impegno per arrivare a un risultato, quindi a conseguire un risultato, quindi è un termine generico che può identificare qualsiasi cosa, cioè anche ad esempio un calzolaio nel suo mestiere di continuare a migliorarsi pratica il Kung Fu. Sembra una cosa un po' particolare vista così, ma il concetto è quello, cioè nel suo tempo, nel suo crescere, arriva a un risultato ottimale e questo è Kung Fu. Luca, hai parlato di storia, parliamo anche di storicità, perché l'Accademia comunque è nata tanti anni fa, insomma ha una esperienza, ha una storicità importante alle spalle. Raccontaci anche un pochino come siete organizzati e strutturati. Sì, la Wing Chun Academy International nasce nel 1992 ad opera del fondatore e mio Sifu, mio maestro, Grandmaster Paul Tang, diciamo coadiuvato con Master Miriam Pons, che è l'attuale referente coordinatore europeo. Io come coordinatore nazionale gestisco un po' tutto quello che è le attività, le sedi, la gestione dei corsi, la gestione dei trainer in tutto il territorio nazionale. E questo è importante il fatto che, e voglio imprimere bene, il fatto del 1992 come anno di nascita. Perché? Perché questo rappresenta una struttura organizzativa che attraverso gli anni, attraverso il tempo, è riuscita a rimanere stabile, passando periodi positivi, periodi un po' meno positivi, come è questo purtroppo, che comunque anche noi ne risentiamo come accademia, però comunque cercando sempre di rimanere ai primi posti. Infatti devo dire che attualmente nel Wing Chun, ma anche un po' nelle discipline tradizionali marziali in generale, a livello di riconoscimento nazionale siamo ai primi posti sicuramente. Ecco, Luca, cerchiamo però allora di entrare ancora di più nel dettaglio, capendo, imparando da quello che ci stai raccontando tu questa sera, su che cosa si basa a livello pratico il Wing Chun. Il Wing Chun si basa su dei principi. A volte sento gli allievi che iniziano che chiamano le mosse, no? Le mosse non esistono, vabbè, a parte che si chiamano tecniche e non mosse, ma non si basa sulle tecniche in sé, si basa sui principi che governano queste tecniche. Okay? Tra i principi principali possiamo sicuramente notare la corta distanza, quindi si sviluppa sulla corta distanza, quindi non sulla lunga, quindi dove si fa uso eventualmente di leve larghe, quelli che sono i calci alti o comunque muovere il corpo in maniera diciamo non corta ma lunga, ma si basa appunto sulla corta distanza. Questo perché? Perché durante un'aggressione, e dopo parleremo anche di questa cosa, il Wing Chun si dimostra ottimale per questo motivo, perché le aggressioni non avvengono dalla lunga distanza, avvengono dalla cortissima distanza. Quindi questo è uno dei principi fondamentali. Un altro importante è la sequenza, il concatenamento dell'azione, chiamiamola di difesa, con l'azione di attacco, quindi la simultaneità
delle due cose, ok? Quindi mi difendo mentre attacco, chiamiamolo così, o mi difendo mentre contrattacco, chiaramente, perché comunque le arti marziali non devono essere fatte per attaccare, non devono essere portate all'attacco, ma difendendomi e insieme contrattaccando risparmio, tra virgolette, del tempo, e quindi la mia azione è sicuramente più efficace. E non utilizzo due azioni, quindi anche a livello di difesa personale, quando vado a chiudere un'azione e vado a, diciamo, attaccare in un secondo momento, ho due tempi, invece così ho un tempo unico, quindi con un'unica azione mi salvaguardio anche sotto l'aspetto eventualmente legale, burocratico, diciamo, perché comunque è un'unica azione, quindi è un unico movimento che si compone in un unico istante. Ecco, abbiamo lasciato in sospeso una cosa, Luca, perché i nostri telespettatori che ci stanno guardando, che ringrazio perché sono sempre più numerosi, accanto al tuo nome leggono la parola Sifu. Vogliamo anche spiegare cosa significa Sifu, che differenza c'è fra maestro, Sifu, allievo, insomma, facci un po' di chiarezza anche su questo. Sì, facciamo un po' di chiarezza perché molte volte appunto vedo anch'io confusione in queste cose e non correttamente vengo definito maestro. Sifu significa insegnante, insegnante di un livello medio avanzato. Adesso io sto facendo una serie di percorsi, si chiamano Philosophy Grade, okay, che rappresentano dei gradi filosofici dove al termine di questo percorso arriverò al grado di master. Quindi master rappresenta il grado di maestro, Sifu è insegnante. Sotto ci sono i trainer o gli istruttori, ok? Che differenza c'è? Un trainer chiaramente inizia un percorso, quindi man mano progredisce, okay? Diventa un allenatore e quindi può andare a sviluppare, può andare a insegnare chiaramente più la parte pratica, okay? Quindi le tecniche, quello che è. Un Sifu comincia ad avere già una concezione, un'esperienza più ampia e quindi può andare anche a diciamo, tra virgolette, istruire nell'allievo anche una parte più mentale, una parte più di gestione della mente, no? Una cosa un po' più alta, perché? Perché ha un'esperienza, perché ha una maturità e perché comunque ha raggiunto un'abilità non indifferente. Un master chiaramente si è arrivato, diciamo, al termine del percorso, che in realtà non è propriamente vero perché un termine non esiste, perché comunque si continua sempre a migliorarsi, però questa è un po' la differenza sostanziale dei gradi. Sifu ha anche un altro significato che spesso viene mal interpretato. Sifu ha anche in Cina un significato, cambiando leggermente l'ideogramma, di padre marziale. Ora, a volte, spesso e volentieri, si vede che si fa confusione tra i due termini e vedo degli istruttori, non nel nostro caso, nella nostra accademia, ma anche in Cina, si vedono degli istruttori di 20 anni che si fanno chiamare Sifu. Ora, bisogna identificare bene se appunto è il fatto del padre marziale, che anche là a 20 anni è un po' difficile che uno si possa definire un padre marziale, ma questo si vede anche in altre discipline, o se identifichiamo appunto il grado tecnico, perché se identifichiamo il grado tecnico, nel mio caso per arrivare al grado di Sifu, se non vado errato, se la memoria non mi inganna, ci ho messo 12 anni di duro lavoro, non di lavoro di 2 volte a settimana di allenamento, ma di duro lavoro. Infatti ai miei allievi lo dico sempre, un allievo che resta allievo non potrà mai arrivare al grado di Sifu, non perché non arrivi al programma tecnico del grado di Sifu, ma perché non ha questo duro lavoro, non ha questa teoria di dedicarsi al Wing Tsun. Se tu vuoi imparare bene, mi dice sempre il mio maestro, il sistema, tu devi mangiare, respirare e dormire con Wing Tsun. Cioè Wing Tsun è da quando tu ti alzi, ok? A quando tu vai a dormire, tu devi sempre avere in mente. Ricollegandoci a quello che dici prima, 12 anni di Kung Fu, di duro lavoro, di impegno, 12 anni giusto? di Kung Fu, esatto. Allora, adesso cerchiamo di aprire una parentesi importante all'interno di questa disciplina così affascinante, così utile anche poi per il benessere psicofisico, parlando della difesa personale. Intanto, il Wing Tsun a chi è indirizzato, a chi è adatto e poi può essere proprio considerata una disciplina idonea per la difesa personale? Sicuramente sì, quindi rispondo già a questa ultima domanda. Perché? Per, come ho accennato prima, il fatto che utilizza dei principi che sono indispensabili sulla difesa personale. Quando si parla di difesa personale si deve avere 3 cose in più rispetto all'aggressore. La gestione della distanza, quindi chiudere la distanza non appena l'aggressore parte, la gestione del timing, del tempo di intervento, quindi il fatto di essere più veloci fondamentalmente dell'aggressore,
e essere, tra virgolette, più aggressivi dell'aggressore, quindi il fattore mentale è importantissimo, ok? Aggressivi non vuol dire violenti, dopo eventualmente possiamo identificare questa cosa, ma sono due termini completamente diversi, eguagliano un po', ma sono abbastanza differenti tra loro. Aggressivo è una persona che è pacata, è tranquilla, ma una volta che la tocchi, una volta che ha bisogno di intervenire, interviene con decisione. Aggressivo puoi esserlo sia nella difesa personale sia nella vita, che è opportuno essere aggressivo e non farsi schiacciare, e questo è un altro discorso. Violento invece è una persona che non riesce a gestire la propria violenza, no? E quindi a volte succede che si sentono, come in tanti casi di cronaca, violenza sulle donne, violenza su altre persone, risse e quant'altro. Queste sono due cose. Il Wing Chun può essere praticato da tutti, può essere praticato da tutti, da uomini, da donne. Come ragazzi giovani, diciamo, noi partiamo mediamente dagli 11-12 anni di età, dopo abbiamo anche dei corsi junior, ma non hanno molto appeal, in quanto comunque il sistema, diciamo, si sviluppa più per le fasce di età da 11-12 anni in su. Perché? Perché comunque si basa su concetti, bisogna avere anche un po' di testa, non è solo uno sfogo, capriole o altro, è un concetto anche di testa, quindi bisogna esserci quando si impara questa disciplina. Comunque diciamo che fondamentalmente va bene a tutti. Le donne sicuramente trovano più giovamento sul lato della difesa personale, perché comunque oggettivamente è indicato tantissimo, però non dimentichiamo altre cose che la pratica porta a sviluppare, quindi non solo il fatto della difesa personale. Infatti quando un allievo mi arriva a lezione che gli chiedo ma perché vuoi fare Wing Chun, e magari uno mi dice per imparare a difendermi, sì, tu imparerai a difenderti, ma non vederlo come obiettivo della pratica. Tu l'obiettivo della pratica deve avere che ti piace praticare, ti deve far sentire bene e devi sentirti. Poi quello è una conseguenza, il fatto di difenderti. Luca, c'è da fare anche un'altra distinzione, ne parlavamo prima a telecamere spente, fra difesa personale interna e difesa personale esterna. In un momento come quello che stiamo vedendo tutti, dove la salute e il benessere sono indubbiamente al primo posto di tutte le nostre attenzioni e priorità, spiegaci che cosa intendi per difesa personale interna ed esterna. Sì, difesa personale esterna è quella di cui abbiamo adesso accennato, quindi la difesa in strada, chiamiamola così, dalle aggressioni. La difesa invece interna si va a intendere quella che è appunto il difendersi dai fattori, ad esempio, di invecchiamento o dai fattori di malattia, da altre cose. Questo non vuol dire che chi pratica Wing Chun o comunque lo sport in generale, arti marziali o lo sport in generale, sia immune da malattie, ma significa che semplicemente si va ad alzare l'asticella del nostro sistema immunitario, ovvero il nostro sistema immunitario, che è il fronte di difesa che abbiamo noi internamente, senza utilizzare metodi esterni o agenti esterni, reagisce in maniera più efficace a, ad esempio, un virus, che può essere l'influenza o può essere altri virus che ci arrivano, e reagisce in maniera più efficace. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lo blocchiamo sul nascere o comunque lo indeboliamo sul nascere. E questo è importantissimo. Infatti la cosa che mi lascia e mi fa un po' arrabbiare è che non sento mai definire, anche in questo periodo in cui siamo in questa pandemia, diciamo, mai nessun luminare, nessun medico che dà risalto all'importanza dell'attività fisica in sé. Nel Wing Chun, ad esempio, c'è una pratica di Qigong, okay? Fa parte della, diciamo, della pratica più interna. Qigong è esercizio di respirazione interna, è una disciplina che nasce in Cina, ha 5.000 anni di storia, quindi è molto più antica di Wing Chun, diciamo, e regola il flusso del Qi. Il Qi cos'è? Molto molto brevemente, è fondamentalmente l'energia vitale che noi abbiamo all'interno. Dopo uno lo può vedere come filosoficamente energia vitale, se uno lo vuole vedere così e lo vuole vedere in maniera più occidentale, diciamo comunque viene anche definita come la linfa, quindi il fluire del Qi si intende, è stato diciamo identificato come il fluire della linfa all'interno dei canali linfatici, okay? Quindi questo è anche dopo, ma comunque a parte questo c'è un concetto di ossigenazione del sangue, c'è un concetto di, sono tante cose, ok? Quindi è importante pensare, adesso non entriamo nei dettagli perché sarebbe abbastanza lunga, pensare che comunque l'attività fisica fa bene e rinforza il sistema immunitario. E noi non possiamo che essere completamente d'accordo con le tue parole, con le tue valutazioni. Un mondo, quello del Wing Chun, quello di questa affascinante disciplina da scoprire. Siamo veramente alle battute finali di questa puntata, abbiamo gli ultimi 30 secondi. Vuoi spiegare ai nostri telespettatori come è possibile entrare in contatto con te, con questa disciplina, con la VTA? Allora, abbiamo il nostro canale ufficiale, diciamo sito ufficiale, che è www.vta.it,
meno-i.org, diciamo che è il sito internazionale dell'Accademia. Dopodiché chiaramente ci trovate su Facebook, basta scrivere Vinstone Academy Italia e ci trovate come pagina, trovate chiaramente anche i miei riferimenti su Facebook o quelli di altri istruttori della zona, quindi basta che mandate un messaggio alla pagina o chiamate il numero della segreteria, diciamo, generale che trovate nel sito internet e anche nella pagina e vi verranno date tutte le informazioni. Chiaramente in questo momento anche noi, come tutti, siamo un po', diciamo, in fase di riassestamento, mettiamola così, per Pronti i per motivi che si ripartire, sanno, però siamo pronti per ripartire per l'anno prossimo e quindi ci concentriamo su quello che è il futuro. E allora io non posso che ringraziare Sifu Luca Bertoncello per essere stato in nostra compagnia questa sera, per averci portato, accompagnato in questo viaggio nel mondo del Vinson. Noi approfondiremo altre discipline, altre attività finalizzate al benessere nel corso di queste settimane. Io ringrazio tutti voi che ci avete guardato questa sera. L'appuntamento come sempre alle ore 20 è qui su Rete Veneta. Grazie, grazie Luca e buona serata.